Amici di Venezia Channel, questa sera siamo in un luogo incredibile, Giardini della Torre, corner Massimago. Siamo in compagnia di Silvia Gorgi, autrice del libro Le case straordinarie di Padova. Allora Silvia, raccontaci un po' questa grandiosità di Padova che ha visto passare per la nostra città dei personaggi incredibili. Sì, in effetti ci sono grandi nomi che hanno attraversato Padova, io ricordo ad esempio Petrarca piuttosto che Palladio, D'Annunzio, i coniugi Scelli, ma diciamo che questo libro è dedicato anche a una serie di itinerari che potrete fare, perché potrete scoprire Padova attraverso il quartiere Portello, dove vi nacque Belzoni, dove ci fu il laboratorio di Giambattista Morgagni, dove ebbe residenza Bembo, piuttosto che spostarvi verso i colli e scoprire attraverso insomma l'ispirazione di Arqua Petrarca, la villa Byron dove soggiornarono Percy Shelley e Mary Shelley, la grande autrice di Frankenstein, proprio nel periodo in cui andarono a trovare a Venezia Lord Byron. Ci sono mille altri itinerari e anche grandi, come dire, personaggi che magari non conosciamo di nome ma che hanno fatto grandi cose, come ad esempio la figura di Riccardo Drigo, un compositore che ha riorchestrato Il lago dei cigni di Tchaikovsky.